Buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giorno per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanti collegamenti con i nostri inviati dalle varie province, ma anche ospiti qua in studio e collegati con noi per parlare di politica, ma anche, come abbiamo detto, di cronaca, perché torneremo a parlare della raffica di furti nelle abitazioni. Lo abbiamo detto anche nei nostri telegiornali, lo ha detto lo stesso procuratore di Treviso ieri, un aumento di colpi nelle case. Sentiremo e parleremo anche con due sindaci, però andiamo anche a Padova perché c'è stata davvero una svolta clamorosa nelle indagini sull'incidente costato la vita ad Eleonora Chinello, la 14enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita mentre stava andando a scuola. La procura ha indagato anche la dottoressa del SUEM intervenuta. L'accusa non l'avrebbe soccorsa. La denuncia nei confronti del medico è partita proprio dall'azienda sanitaria locale. La dottoressa è stata sospesa. Ci racconta tutto la nostra Valentina Visentin. Siamo con il dottor Aldo Mariotto dell'USL 6 di Padova, direttore sanitario, dopo la svolta per quanto riguarda la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, rimasta uccisa dopo l'investimento da parte di un'auto. Un'altra persona indagata, si tratta di una dottoressa che era intervenuta insieme ai sanitari del 118 e, secondo quanto è emerso, non avrebbe sottoposto la piccola Eleonora alle cure adeguate. La denuncia è partita proprio dagli infermieri che erano presenti al momento del soccorso e siete stati voi dell'USL 6 a riferire alla procura quanto è accaduto. Sì, ma prima di tutto devo sottolineare che siamo vicini al dolore della famiglia come azienda sanitaria e anch'io personalmente come direttore sanitario, e soprattutto siamo dalla stessa parte loro nella ricerca della verità. Infatti è stato grazie a una relazione assai circostanziata fatta dai nostri infermieri, da una nostra infermiera e da una della Croce Verde, che abbiamo potuto sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nell'imminenza dei fatti, e questo, diciamo, dimostra sia un intervento professionalmente adeguato, ma anche adeguato dal punto di vista della responsabilità nei confronti della comunità servita da parte dei nostri operatori. Non faremo sconti di nessun tipo in un caso come questo, se sarà accertata la responsabilità, come io credo che avverrà. Di che tipo di contratto stiamo parlando? La dottoressa era una dottoressa a gettone o faceva parte di una cooperativa? No, la dottoressa fa parte della cooperativa CMP di Bologna e non è una dottoressa a gettone nei nostri confronti. La differenza è che mentre i medici libero professionisti a gettoni ricadono nella piena responsabilità di gestione da parte dell'azienda, nel caso delle cooperative invece la responsabilità di gestione della cooperativa stessa, e i nostri rapporti riguardano uffici specifici che hanno rapporti diretti con i responsabili della cooperativa, ma non nella gestione diretta dei singoli professionisti. Da questo punto di vista però bisogna ricordare che i requisiti di legge sono contenuti in un decreto di Giunta regionale del Veneto del 2022, il numero 870, e la dottoressa è in possesso di tali requisiti. Attualmente la sua posizione, ovviamente poi spetterà alla cooperativa, ma ci potrebbe essere una sospensione nei suoi confronti. Ecco, noi abbiamo chiesto cautelettivamente alla cooperativa la sospensione della dottoressa in attesa dell'accertamento dei fatti, a scopo anche precauzionale, naturalmente. Importante e fondamentale è stato ovviamente il lavoro degli infermieri del 118, dell'USL 6, che poi appunto hanno riferito quanto è accaduto, ma che al momento dell'incidente hanno prestato e tentato di rianimare Eleonora Chinello, deceduta poche ore dopo in ospedale a Padova. Ma ricostruiamo i fatti e quanto è avvenuto nel nostro servizio.
Non l'ha soccorsa, non avrebbe mosso un dito per aiutarla. Oltre all'automobilista che l'ha investita, c'è un nuovo indagato per la morte della 14enne Eleonora Chinello di Sant'Angelo di Piove di Sacco ed è la dottoressa del SUEM che è arrivata sul luogo dell'incidente lunedì 28 ottobre. A prestare le prime cure alla studentessa dell'Istituto Lazzari di Dolo sono stati gli infermieri dell'ambulanza. A denunciare la grave omissione della dottoressa è stata la stessa autorità sanitaria dell'ospedale di Piove di Sacco. La donna, 62enne, residente nel Casertano, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, al suo arrivo sul luogo dell'incidente si è come bloccata e si sarebbe rifiutata di attuare qualsiasi operazione e manovra di soccorso sulla 14enne, a cui hanno dovuto poi pensare gli infermieri, che poi hanno ovviamente denunciato il fatto ai superiori, facendo scattare la segnalazione alla procura. Il pubblico ministero ha così dovuto disporre l'autopsia sul corpo di Eleonora per accertare se la condotta del medico abbia influito sul decesso della 14enne, morta poche ore dopo in ospedale a Padova. La famiglia, in merito a quanto emerso come ultime notizie, non si è voluta esprimere nel dettaglio perché ovviamente è enorme lo sconforto e il dolore che li pervade in questi giorni. E l'unica cosa che si sono limitati a dire è che spetterà appunto all'autorità giudiziaria far luce su quanto purtroppo accaduto, sia sul comportamento di questo sanitario che anche in merito alla dinamica effettiva del sinistro. Eleonora quella mattina era uscita di casa in bicicletta e stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola a Dolo. È stata investita da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore. Il magistrato ha anche disposto un accertamento tecnico con consulenza cinematica per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che verrà eseguita venerdì. L'autopsia sul corpo di Eleonora, che si sta eseguendo in queste ore, ha fatto nuovamente slittare la data dei funerali. Ed ora torniamo a parlare, lo abbiamo detto prima, di furti, raffica di furti un po' dappertutto. L'ora peggiore è quella dalle 6 alle 7:30. Fanno irruzione nelle case e rubano tutto quello che trovano. C'è l'esasperazione ovviamente dei cittadini che dicono insomma non ci sentiamo davvero più sicuri, nemmeno tutelati. E vittima dell'ennesimo furto è stata Matilde Gariboldi Muschietti, famiglia nota a Castelfranco, da diverse generazioni. 350.000 euro il bottino, con i ladri che hanno portato via addirittura la cassaforte arrampicandosi sulla grondaia. La donna, sotto shock, ci ha raccontato: mi hanno tolto la gioia di stare sola. Non ce la faccio a stare a casa, guardi, è proprio, ho passato qualche sera da una mia amica e adesso sono via un paio di giorni e dopo ritornano anche i miei vicini di Pianerotolo. Via dalla casa in cui si è trovata faccia a faccia con i ladri, se n'è andata per qualche giorno insieme alla figlia Matilde Gariboldi Muschietti, sorella dell'ex primo cittadino Franco, con la famiglia titolari della storica farmacia Alla Gatta di Piazza Giorgione, vittima dell'ennesimo furto in abitazione nella Marca. Un bottino importante tra orologi antichi, Rolex e gioielli, almeno 350.000 euro. I ladri però, entrando in casa sua, hanno portato via anche qualcosa di intangibile ma dal valore inestimabile: la libertà e la bellezza di stare soli. Non ho mai avuto paura a stare a casa da sola, proprio per me la casa mi dava serenità, poi quel posto, tranquillità, protetta mi sentivo. Purtroppo mi ha scatenato questa paura incredibile che dico io non ho mai provato. La sua casa, quella ritenuta più sicura, ecco perché i gioielli di famiglia si trovavano lì, una casa in cui sta diventando difficile restare. L'unica cosa sono ancora qua, incolume, sana, ed è l'unica cosa che mi fa pensare che poteva andare ancora peggio, però le dico è un trauma, uno shock che io non auguro a nessuno. La torcia puntata in volto, il ladro con la cassaforte in mano che le passa accanto per poi calarsi giù dalla grondaia insieme al complice e scappare oltre la muretta di cinta. Matilde cerca aiuto e trova i vicini di casa. Siamo andati tutti su, è brutto perché li ha trovati incappucciati con col passamontagna e sono saltati proprio giù. È facilissimo perché qua a Grondaia sono come i gatti quella gente lì. Anche i carabinieri stessi dicono che c'è un allarme proprio di furti tremendi. Grande solidarietà espressa dalla comunità di Castelfranco, dove la famiglia Muschietti è conosciuta e ben voluta. In tanti questa mattina hanno fatto visita alla farmacia per chiedere notizie ed esprimere la loro vicinanza. Tanti colpiti dall'ennesimo furto messo a segno. Mi dispiace.
Proprio mi dispiace di cuore, loro lo sanno, gli andrò anche a dire. Guarda, è stato un colpo grosso per noi ieri sera a sentire una cosa del genere. Secondo me sono un gruppo che si spostano, perché 20 giorni fa erano a Conegliano, Vittorio Veneto. Impianto di allarme, telecamere, tutto quello che era possibile fare l'abbiamo fatto, speriamo bene. Cambia la provincia, ma il fenomeno di certo non cambia. Ladri scatenati nella cintura urbana padovana, colpi soprattutto nei comuni di Rubano e Vigo d'Arzere, ma anche il centro città non è risparmiato dai predoni. I carabinieri di Padova sono riusciti a fermarne 2 mentre stavano razziando un'abitazione. Fondamentale è stata la chiamata del proprietario di casa al 112, era fuori città e ha ricevuto l'alert sul telefono dell'intrusione dei ladri nella sua abitazione. I carabinieri, intervenuti in 5 minuti, sono arrivati nella casa del quartiere Palestro mentre i predoni stavano arraffando gioielli e tablet. La reazione dei malviventi, 2 cittadini egiziani senza fissa dimora e con precedenti, è stata violenta. Questo è il racconto del militare intervenuto. Mi sono avventato immediatamente verso questa persona che però, non riuscendo ad aprire la finestra, ha fatto dietro front e si è diretto verso di me. Qui abbiamo avuto una colluttazione in cui fortunatamente ho avuto la meglio e sono riuscito ad ammanettarlo. E successivamente abbiamo notato che era in possesso di un coltellino nella tasca posteriore destra. L'arma, un coltellino svizzero multiuso, è stato subito sequestrato, i 2 stranieri arrestati per tentata rapina aggravata. I carabinieri entrati in casa avevano il taser, ma nonostante la colluttazione non lo hanno usato. Avere il taser, che è uno strumento in più non letale ma comunque coercitivo efficacemente, è una sicurezza in più. Infatti l'accesso l'ho effettuato prima io proprio per neutralizzare un'eventuale minaccia immediata. La refurtiva è stata poi consegnata al proprietario di casa. Abbiamo avuto il plauso soprattutto del proprietario che, essendo anche una persona abbastanza anziana, è rimasta molto contenta di poter rientrare in possesso di alcuni oggetti che erano per lui più che altro di valore affettivo che non poi di valore economico. Quindi per noi la maggiore soddisfazione è proprio quella, poter vedere il cittadino soddisfatto di chiamare il 112 e riuscire a risolvere la situazione. I carabinieri invitano i cittadini a dotarsi di allarme magari collegato con i numeri di emergenza come al 112. I ladri infatti agiscono non solo nelle ore serali ma anche di giorno. I furti, soprattutto in zona centro, non stanno avvenendo soltanto nelle ore serali, ma anche durante il giorno e in particolare durante giorni festivi o durante eventuali ponti legati alle festività che appunto porta i cittadini ad allontanarsi dalle loro abitazioni. Ed ora andiamo a Sottomarina, dove c'è stato un assalto al Compraoro in pieno giorno. Ce ne parla la nostra Ilaria Marchiori, che la vedo sullo schermo. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio all'interno del Compraoro, dove un paio di giorni fa, in pieno giorno, erano circa le 10:30, è stato un comando, è entrato e ha fatto razzia in pochissimi minuti. Guardate qui, questa è la porta che hanno divelto completamente, dopodiché sono entrati, il tutto mentre il titolare era uscito per portare fuori il cane a fare i bisognini. Hanno aperto questa vetrinetta, non l'hanno nemmeno rotta, l'hanno aperta con questa chiave, hanno portato via tutto quello che si trovava all'interno e poi hanno rotto anche l'altra vetrina. Eccola qui, la stiamo vedendo, vediamo se riesco a farvi vedere il punto. Ecco qui, c'era il lucchetto, l'hanno disintegrato, quindi però anche in questo caso senza romperla, e portato via tutto quello che c'era all'interno. Stiamo parlando di orologi d'oro, collane, anelli importanti, un bottino che più o meno è stato quantificato intorno ai 200.000 euro. Il tutto, ripeto, in pochissimi minuti. Il titolare, che è ancora molto scosso, come potete immaginare, che tra l'altro ha aperto questa attività da 2 anni, ha detto 2 anni di sacrificio
successo e ora mi vedo ridotto così, ha raccontato di essere addirittura stato fermato proprio mentre stava facendo rientro nel suo negozio da un passante che gli chiedeva delle informazioni in merito alla merce che si poteva comprare o vendere nel suo negozio e se prendeva anche dell'argento. Gli è sembrata una richiesta strana, gli è sembrato strano che una persona lo fermasse, quindi una cosa un po' anomala che lui avrebbe percepito proprio come un modo per rallentare il suo rientro qui all'interno del Compro Oro. Sembrerebbe che ad agire fosse stato un comando di 4 persone, una quinta probabilmente era fuori in auto ad aspettare e poi c'è da capire se questa persona che ha fermato il titolare del negozio fosse o meno complice di queste persone. I carabinieri stanno indagando, importantissime saranno anche le immagini di videosorveglianza della zona, ma anche quella a circuito chiuso proprio del negozio. Ma qui ci ha raggiunto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, eccolo qui, che tra l'altro ringrazio perché anche lei sappiamo ha una mattinata concitata e piena di impegni. Lei esprime perplessità soprattutto perché questo fatto è accaduto in pieno giorno, ricordiamo che erano circa le 10:30. Esatto, di notte si è un po' abituati ormai, no? A qualche spaccata notturna, ma questa ovviamente c'è un'organizzazione, il fatto che hanno fermato poi il titolare, ma alle 10 di mattina insomma mi lascia veramente allarmato sto discorso qua, perché non è normale, perché qui vicinissimi al lungomare, tanta gente che passeggia, è quasi impossibile non rendersi conto di fare un danno del genere. C'è un rumore, sicuramente c'è stato un forte rumore. Poi io chiedo sempre la collaborazione di tutti i cittadini, perché la macchina della polizia è una, la macchina dei carabinieri è un'altra, ma non è possibile che la macchina della polizia e dei carabinieri siano ovunque nello stesso istante. Quindi c'è bisogno della collaborazione di cittadini che senza paura devono fare 112 o 113 e segnalare: ho sentito un botto, hanno rotto probabilmente qualcosa, venite in Viale Trieste. Cioè, quello dico io, non devono aver paura di collaborare con le forze dell'ordine. Cioè, dobbiamo sentirsi tutti devono essere responsabili di quello che accade nella propria città. Lei lo sa bene quanto sia fondamentale la collaborazione con le forze dell'ordine, perché lei proprio, lo sappiamo, è in polizia da tantissimo tempo, quindi l'appello lo rinnoviamo alla cittadinanza, come ha fatto anche ieri lo stesso questore di Venezia nel corso di una conferenza stampa, ha rinnovato l'appello alla cittadinanza, l'importanza della collaborazione e soprattutto del segnalare situazioni strane o addirittura quando si vedono i ladri, in questo caso in azione, ma non solo, perché parliamo anche di aggressioni che avvengono ormai sempre con più frequenza per strada. Quindi quello che lei vuole dire alla cittadinanza è di non avere paura. Ma non avere paura e di segnalare, ripeto, qualsiasi cosa dubbia, qualsiasi rumore che non è normale, di segnalarlo alle forze di polizia. Sono lì apposta, si chiamano, intervengono e vedono cosa è accaduto. Insomma, è successa qualche volta, cioè qualche furto in appartamento, alle 10 di sera hanno sfondato delle cassaforti, non puoi pensare che alle 10 di sera ci siano operai in quell'appartamento quindi, ripeto, dobbiamo cercare di darsi un attimino una svegliata, anche, permettetemi il termine, ma di collaborare ovviamente per tenere comunque la città sotto controllo. Cittadini distratti non servono cittadini attenti che possano collaborare, ripeto, e segnalare qualsiasi ovviamente episodio dubbio. Le forze dell'ordine sono lì apposta, poteva arrivare anche la polizia locale se le forze di polizia erano ovviamente impegnate, ma qualcuno comunque arrivava. Non è possibile che a segnalare la cosa sia stato lo stesso proprietario che si è accorto del danno che ha subito. Cioè, non è normale una cosa del genere, ecco. Anche perché vi voglio far vedere che effettivamente loro hanno agito, adesso non lo so se riusciamo a farvi capire che siamo proprio in vetrina, perché potremmo avere qualche riflesso, qualche controluce, ma loro hanno agito praticamente in vetrina, quindi, e noi di persone finora ne stiamo vedendo passare parecchie. Avevano il volto completamente coperto, dunque erano incappucciati e dunque era difficile insomma non vedere, anche se ricordiamo hanno agito comunque in poco tempo, e questo tra l'altro fa pensare che possa trattarsi di veri e propri professionisti, forse anche che arrivano da fuori. Quindi ovviamente in questo momento i carabinieri stanno indagando, le bocche sono cucite, ma ribadiamo ancora
l'appello alla cittadinanza, quello che vedete segnalatelo, perché per le forze dell'ordine è fondamentale e importantissimo. Ringrazio il sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Qui da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, lo ha detto proprio Ilaria. A margine della conferenza di presentazione dei nuovi dirigenti, il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha affrontato il tema proprio della sicurezza in città. Sentiamo. Abbiamo calcolato una cinquantina di persone che denotano livelli di pericolosità sociale che vanno sicuramente contrastati, e questo peraltro stiamo facendo. Il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, a margine della presentazione dei nuovi funzionari in questura, ha affrontato anche la questione spaccio a Venezia e terraferma. Ovviamente vanno individuate le caratteristiche di questa criminalità, che sono caratteristiche di quantità criminale, di individualità e di grande mobilità sul territorio. L'elemento della mobilità comporta evidentemente una sostituzione e un rinnovamento delle presenze, che richiede quindi conseguentemente un'attività di analisi costante e un'azione di prevenzione e di repressione costante nei confronti anche dei nuovi ingressi. Il lavoro della questura, numeri alla mano, dice è costante. I dati danno un indicatore di un numero di arresti importanti, peraltro danno indicatori di un'attività importante che evidentemente non si misura solo negli arresti, ma anche nelle misure di prevenzione che sono state adottate dalla questura. Anche i numeri dei soggetti identificati sono cresciuti significativamente. E sulle recenti risse a Mestre e Altobello, Bonaccorso commenta. Queste tensioni vanno monitorate con molta attenzione. Veda, la presenza di talune etnie viene in alcuni periodi storici alimentata da nuovi ingressi, e nuovi ingressi possono determinare anche alterazioni, per cui è un'attività che va verificata, che va seguita con molta attenzione, partendo dalle identificazioni dei soggetti che sono coinvolti. Intanto Eugenio Masino ha preso la guida della squadra mobile al posto di Giorgio Di Munno. Elena Iolanda Ceri è invece la nuova dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale, mentre Paola Tozzi ha assunto il ruolo di portavoce del questore e capo di gabinetto. Oltre 5 nuovi commissari e 3 che hanno cambiato funzione. Continuiamo a parlare di furti nella Marca, andiamo a Pieve di Soligo, dove i ladri hanno minacciato i residenti con dei manganelli. Ce ne parla la nostra Francesca Bozza, la vedo allo schermo. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Insieme a noi il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldana. Grazie sindaco per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Insieme a Tommaso Migot siamo a Pieve di Soligo per l'ennesimo colpo in casa. I ladri sono entrati in un'abitazione intorno alle 18:30, hanno messo a soqquadro le varie stanze, portando via quello che hanno trovato. Non è stato il primo colpo, il primo furto subito da questa famiglia qui in via Dolomiti a Pieve di Soligo, e i ladri sono però stati visti dai residenti. Consideriamo che 18:30 insomma è un orario in cui le persone arrivano a casa dal lavoro. Hanno notato appunto i ladri con le torce in mano e non si sono scoraggiati. I residenti hanno iniziato ad inseguire i malviventi che durante la fuga hanno estratto dei manganelli, minacciando questi cittadini, che chiaramente poi hanno smesso, hanno desistito dall'inseguimento, impauriti giustamente, ma sono stati molto rapidi nel prendere giù il numero di targa dell'auto a bordo della quale i ladri si erano allontanati, segnalandolo tempestivamente ai carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce. Insomma, una grande azione di civiltà questa messa in campo dai cittadini. Sì, direi proprio di sì, una partecipazione collettiva.
noi teniamo sempre a sensibilizzare le persone affinché se vedono qualcosa di non consueto o di anomalo di avvisare sempre il 112. Questa partecipazione in questa lottizzazione dove i cittadini fanno comunità credo sia una bella testimonianza. Bisogna sempre essere cauti però dal punto di vista di non intervenire, perché abbiamo a che fare con persone che comunque sono abituate a rubare e a delinquere, quindi anche la buona volontà, lo spirito di partecipazione in senso civico deve limitarsi comunque alla segnalazione e non prendere iniziative che poi possano portare a delle conflittualità eccetera. Ecco, ci tengo anche a nome dell'amministrazione a portare la solidarietà alla famiglia che ha subito questo furto, come a tutte le famiglie che sono vittime di questi episodi, perché so quanto pesante sia quando le persone ti entrano in casa e toccano qualsiasi cosa distruggendoti il tuo ambiente domestico, che invece dovrebbe essere salvaguardato, e della famiglia. Ecco, perché il rischio è quello della giustizia fai da te ad un certo punto, perché l'esasperazione è talmente tanta. Noi nei nostri telegiornali li raccontiamo quasi quotidianamente, episodi di furti, tentati, andati a segno, dove spesse volte a sparire sono i ricordi di una vita, sono anche ricordi delle persone che non ci sono più, della famiglia, e quindi l'esasperazione può portare poi a dei gesti che possono poi diventare pericolosi per la vittima del furto. Sì, gesti che non vanno assolutamente perorati, cioè io consiglio veramente di riferirsi sempre alle forze dell'ordine, che non è vero che non fanno niente o che non intervengono prontamente, servono però delle pene probabilmente più pesanti per chi va a delinquere nelle case, e anche certe, in maniera che uno che va a rubare possa stare qualche anno in galera. Ecco, Sindaco, sul fronte sicurezza voi come amministrazione comunale come vi state muovendo con quelle che possono essere le misure a vostra disposizione per salvaguardare il territorio? Beh, intanto con la Polizia Locale e l'Arma dei Carabinieri siamo costantemente in contatto. Adesso abbiamo intensificato anche i controlli serali, perché sappiamo che questo periodo purtroppo è anche quello più attenzionato da parte dei ladri, perché si fa buio presto e nelle ore prima della notte è molto facile, sapendo che le persone sono al lavoro eccetera, le case possono essere un po' più sguarnite rispetto alla presenza delle persone, quindi i malviventi utilizzano questa fascia oraria principalmente per i furti. Quindi maggiori controlli serali che stiamo già facendo, coordinamento con l'Arma dei Carabinieri, in maniera che si sappia esattamente anche dove le polizie locali si trovano, che luoghi stanno presidiando. Grazie al sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan. L'allarme furti è stato confermato anche dal procuratore Martani, che ha parlato di una recrudescenza, ma contemporaneamente ha spiegato che sono poche le risorse a disposizione per far fronte alle indagini. Dalla sua Furti in Corso, che è un osservatorio speciale sulla tematica proprio dei furti, parla di un 30% in più di casi rispetto all'anno scorso. Sentiamo il servizio, poi da Pieve di Soligo con il sindaco e con Tommaso Migot è tutto. La Marca assediata dai ladri. La recrudescenza di furti è confermata anche dal procuratore di Treviso Marco Martani. Non un'unica banda, dice, ma più di una. Ladri sempre più sfrontati e coraggiosi. Agiscono in quartieri affollati e nonostante le telecamere. È la fotografia della criminalità che sta mietendo giorno dopo giorno nuove vittime. 4 furti registrati ieri a Monastier, 1 messo a segno. 4 tentati furti a Castelfranco, 2 messi a segno. Bottini stellari. Raid di furti segnalati a Roncade, Conegliano, Breda di Piave. La pila di denunce presentate ai carabinieri si allunga giorno dopo giorno, ma le risorse per le indagini sono poche. Cambierebbe, dice il procuratore Martani, se si mettessero in campo le stesse forze dispiegate per reati più gravi, come gli omicidi. A febbraio di quest'anno Martani parlava di 8 procedimenti archiviati su 10. A confermare l'escalation anche il sindaco di Castelfranco, comune teatro degli ultimi 2 furti milionari. Sono bande organizzate che tendono a fare questi colpi durante questa stagione, non solo a Castelfranco Veneto come si vede purtroppo, ma è diffusa questa pratica illegale. I consigli e i suggerimenti: cercare di evitare di tenere valori piuttosto che soldi in contanti in casa, perché sono bottini che pagano fra virgolette coloro che delinquono. Di risorse parla anche Marcon. I corpi di polizia locale, gli organici sono sempre più risicati e si ha difficoltà a garantire la sicurezza anche attraverso la polizia locale.
Chi ha provato a quantificare queste recrudescenze è l'associazione Furti in Corso. Rispetto allo scorso anno, furti aumentati del 30%. A differenza dello scorso anno, nello stesso periodo abbiamo avuto un aumento, possiamo dire a livello spannometrico, del 30-35% in più di segnalazioni, di tentativi di effrazione e furti in se stessi. Il problema è generalizzato in tutte le frazioni, quindi non c'è una frazione particolare se non quella dell'Alto Trevigiano per ora, della zona di Godego Sant'Urbano, che è stata un po' martoriata, però è effettivamente un problema. E continuiamo a parlare di furti, andiamo invece nel Vicentino a 9, ondata di furti anche in quella zona, ce ne parla la nostra Monica Sminderle. Monica, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. È un'ondata di furti quella che si sta registrando nell'area del Bassanese, che continua a crescere, e cresce anche naturalmente la preoccupazione dei cittadini. Particolarmente colpiti i territori dei comuni di Rossano Veneto, Nove, Tezze sul Brenta, Cartigliano. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza del comune di Nove, Marco Carlesso. Ieri sera ancora furti, qui siamo in via San Giuseppe, ma i numeri sono davvero preoccupanti, assessore. Buongiorno a tutti. Sì, sono preoccupanti perché nelle ultime 2 settimane sono stati registrati più di 10 furti e più i tentati furti, perché anche i tentati furti stanno aumentando, per cui le persone li stanno trovando anche in casa, fuori casa, magari li spaventano e scappano, loro cambiano casa. La cosa che stiamo notando è che stanno lavorando a random, non prendono solo una determinata via, ma si spostano di quartiere in quartiere, almeno qui da noi. A che ora colpiscono i ladri? Mediamente dalle 5 e mezza alle 9 di sera, questa è la fascia oraria che colpiscono. Forse nel momento che non c'è più il sole, le luci stanno iniziando ad accendersi, le luminarie pubbliche, e forse il frangente che le persone magari tante sono ancora al lavoro a quell'ora. E in quell'orario di ieri sera hanno colpito anche all'interno della casa della famiglia Mussolini. Entriamo per incontrare il signor Diego, il padrone di casa. Insomma, buongiorno a lei e grazie per l'ospitalità. Allora, che cosa ci racconta? Che cosa è successo ieri sera e a che ora? Allora, verso le 5:30 siamo dovuti andare via, avevo lasciato anche le luci esterne tutte accese per sicurezza, però lo stesso hanno tentato di aprirmi la porta. Qui ci sono anche i segni probabilmente hanno usato un arnese, un piede di porco, qualcosa del genere, per forzare la serratura, però nonostante la porta sia piuttosto anziana non sono riusciti ad aprirla, e allora si sono trasferiti alla finestra qui vicino. Allora ci spostiamo con il signor Diego per vedere che cosa hanno fatto. Dopo ovviamente hanno tirato su la persiana e hanno spaccato il vetro, che si vede, adesso ho messo del nastro adesivo, e spaccando il vetro poi hanno aperto la maniglia e sono entrati dove ho la camera praticamente qui. Sono entrati e hanno messo in soqquadro soprattutto le 2 camere, quella di mia moglie e quella di mia figlia, mentre le altre stanze si sono disinteressati. Cercavano probabilmente, anche secondo i carabinieri, perché hanno esperienza di questi furti, soprattutto contante, gioielli, oro, così, infatti le cose tecnologiche, telefoni, hanno lasciato tutto là, non gli interessava. Quindi probabilmente oro e contanti. Ci sono riusciti? Nel mio caso ne ho così poco che non ci sono riusciti, però hanno buttato tutto per aria, e quello è stato il problema più grosso. E poi sono fuggiti? E poi sono fuggiti perché probabilmente sono stati disturbati dall'arrivo di mia figlia, che circa 20 minuti dopo è tornata, che stava lavorando, è tornata a casa e ha visto che la serratura non funzionava più e i segni sulla porta. Allora si è spaventata, ci ha chiamati, lei ovviamente non è entrata, e forse loro, sentendo questo rumore, hanno tagliato la corda, se ne sono andati, e poi abbiamo chiamato i carabinieri eccetera per tutti i rilevamenti, così. Come si sente oggi?
È un po' strano, oggi mi sento un po' strano, sollevato perché non è successo niente di grave, però è una sorta di violenza che si subisce, non è una violenza fisica ma una violenza soprattutto psicologica, perché vieni toccato nella tua sicurezza, nel credere che la tua casa sia un luogo tranquillo, un luogo sicuro, in realtà poi scopri che è un'illusione, perché anche lì può essere che succede qualcosa di brutto, insomma. Assessore, come si fa a far fronte a questa situazione? Come vi state muovendo come amministrazione comunale? Allora, come amministrazione già da un anno stiamo lavorando per riattivare completamente il sistema di videosorveglianza che avevamo installato ma che era stato spento. Da un mese e mezzo sono partiti i targa system, per cui per avere almeno un primo controllo sulle 4 vie principali dei veicoli che transitano. E poi un'altra cosa che stiamo portando avanti è il controllo del vicinato, perché forse se riusciamo a dare più informazioni alle forze dell'ordine magari possiamo aiutare anche non dico a risolverlo, però può essere un aiuto per le forze dell'ordine. Quindi state organizzando delle ronde, Assessore? Sì, più che ronde stiamo portando avanti il progetto del controllo del vicinato. Come vi organizzerete? Farete una riunione con i cittadini? Adesso prossimamente si faranno riunioni per i vari quartieri nuovamente e cominceremo a organizzare. Logicamente la burocrazia ci sta rallentando molto questo progetto, però abbiamo fede, insomma, di portarlo avanti a breve. So che lei ci teneva a fare un appello ai cittadini. Sì, l'appello era che se anche avete dei tentati furti oppure vedete delle auto sospette ferme, perché comunque ci controllano, ci studiano prima di venire, di avvisare comunque le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, almeno riusciamo ad aiutare oppure riusciamo a dare più informazioni a loro per riuscire a proteggere un po'. L'altra cosa che stiamo facendo è comunque chiedere più pattugliamento dalle 5 alle 9 di sera, perlomeno, che è la fascia più colpita in questo momento. Daniela, da Nove è tutto, io ringrazio il signor Mussolina, ringrazio l'assessore Marco Carlesso, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Monica Smidere, ci colleghiamo immediatamente perché lo abbiamo fatto già attendere. Grazie senatore Andrea Martella, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Guardi, abbiamo un attimo di pubblicità, però prima di andare in pubblicità io volevo chiederle proprio questo. Cittadini esasperati, senatore, qualche primo cittadino dice insomma non possiamo ovviamente condividere la giustizia fai da te, ma la capiamo, insomma residenti che ci dicono qui non si può andare avanti, purtroppo i furti, c'è un aumento di furti, lo ha detto anche il procuratore di Treviso, fra l'altro più si va avanti e più ci avviciniamo al Natale e più purtroppo c'è ancora un aumento, situazione difficilissima questa. Sì, io comprendo perfettamente l'esasperazione da parte dei cittadini, comprendo perfettamente quel cittadino che nel vostro servizio ha parlato di violenza morale, psicologica per un tentato furto, e penso che i cittadini vadano aiutati, ma non credo che sia possibile nessuna forma di giustizia fai da te. C'è bisogno di più controllo del territorio, c'è bisogno di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, di un maggiore coordinamento tra la polizia locale e le forze dell'ordine in generale. È molto importante anche il ruolo che possono svolgere i comuni, cioè di vicinanza ai cittadini, di coordinamento, ma naturalmente tutto questo deve avvenire nel pieno rispetto del nostro essere uno Stato di diritto e deve sempre prevalere la razionalità e non l'istinto. Ecco, il procuratore ieri diceva di Treviso, comunque mancano le risorse, perché se avessimo le stesse risorse per poter, insomma, che mettiamo in campo per reati più gravi, quali l'omicidio, ovviamente si riuscirebbe a trovare questi ladri. È difficile trovarli perché a furto compiuto, a colpo compiuto è poi comunque complicato trovarli, molti fra l'altro sono trasfertisti, quindi arrivano anche da altre zone. Ma il problema è che se questo governo fa della sicurezza una priorità, la fa più a parole che nei fatti, dovrebbe nei fatti
pensare che la prima cosa da fare è aumentare gli stipendi alle forze dell'ordine, aumentare gli organici e quindi prevedendo più risorse per il presidio e il controllo del territorio. Invece noi ci troviamo in una condizione in cui il sottodimensionamento delle forze dell'ordine, che già svolgono un lodevole servizio, non è talvolta sufficiente a fare fronte a tutte le situazioni. E quindi, ripeto, come ho detto in altre occasioni, bisognerebbe smetterla con la propaganda e invece guardare i dati reali, avere un vero e proprio patto tra le istituzioni per affrontare questo tema, che significa garantire più sicurezza ai cittadini. Guardi il caso di Venezia e di Mestre in modo particolare. C'è da 10 anni un'amministrazione di destra che magari propaganda determinati interventi, però i problemi della sicurezza sono aumentati, a dimostrazione del fatto che con la retorica e la propaganda non si va da nessuna parte. Ecco, senatore, a questo punto volevo continuare perché c'è un altro aspetto che preoccupa, è quello dei suicidi nelle carceri. L'abbiamo visto un altro suicidio purtroppo nel carcere di Venezia, ed è il terzo questo in poco tempo proprio a Venezia. Sì, una situazione terribile. Proprio sabato scorso ero stato in visita a Santa Maria Maggiore e ho potuto verificare con mano come sia una situazione molto molto critica. C'è un sovraffollamento altissimo, il penitenziario con il più alto indice di sovraffollamento del Triveneto, c'è un sottodimensionamento della polizia penitenziaria, cioè mancano ispettori, sovrintendenti, poliziotti, e mancano educatori, e cioè quelli che svolgono un ruolo molto importante nei confronti dei detenuti, di assistenza, di formazione. Manca il personale sanitario e quindi è assolutamente necessario, dopo quest'ultimo episodio, intervenire rispetto a questa situazione, abbassare il sovraffollamento e soprattutto garantire maggiore presenza con più unità di polizia e di educatori. In questo senso ho già rivolto al ministro competente un appello. Il governo non può fare finta di niente di fronte a questa situazione, bisogna intervenire in maniera urgente. La condizione delle carceri è un indice di civiltà di un paese e noi dobbiamo sempre tenere questo nostro dettato costituzionale ben presente. Senatore, io vorrei parlare anche di altri due aspetti importanti che riguardano comunque Venezia, ed è lo scontro politico sul nucleare proprio a Marghera, che è un aspetto importante. Insomma, abbiamo sentito le dichiarazioni del presidente Zaia, contrario ovviamente. Ma sì, dichiarazioni che sono state un po' tardive rispetto a quanto era avvenuto nelle settimane precedenti. Io e il Partito Democratico eravamo subito intervenuti per dire che rispetto al nucleare c'è ancora molto da studiare, sia per renderlo sicuro, sia per renderlo compatibile dal punto di vista ambientale compatibile, sia per renderlo dal punto di vista economico conveniente. Quindi è bene che proceda lo studio, la ricerca sulla fusione in modo particolare, però non ci possono essere così salti in avanti senza nessuna programmazione. Subito avevamo detto che Marghera non può essere la sede di una centrale nucleare. Dopo tutto quello che ha passato quel territorio, che ancora non si è concluso, non si può pensare che diventi come dire, il luogo di un impianto di questo genere, e soprattutto questo non può avvenire diciamo a ridosso del centro storico, vicino alla Basilica di San Marco, in un ambiente unico come la Laguna. Ho visto che nel centrodestra prima hanno detto di sì a questa proposta, è venuto un ministro a dire sì, stiamo verificando, perché no, un altro ministro si è detto favorevole e poi solo a quel punto Zaia è intervenuto per dire che lui era al contrario. Alla buon'ora ci mancherebbe altro che si potesse consentire un intervento di questo genere. Rimane la sua
però una contraddizione, perché anche esponenti della Lega del Veneto si erano detti favorevoli e soprattutto Zaia fa parte di un'alleanza di governo che non solo si è detta favorevole, ma che l'ha proposta con i ministri Urso, Pichetto Fratin, dopo l'uscita che c'era stata dell'ex ministro Brunetta. Quindi si dovrebbero mettere fra di loro d'accordo. Ho l'impressione che non lo siano neanche su questo punto. Per quanto ci riguarda, la posizione è molto molto chiara e fin da subito l'abbiamo detta. Ecco, un dibattito che rimane acceso questo comunque. Ah sì, un dibattito che rimane aperto, perché non c'è dubbio che bisogna puntare verso la decarbonizzazione e bisogna puntare verso energie alternative, bisogna puntare verso l'indipendenza energetica del nostro Paese. Tutto questo implica delle scelte che devono essere fatte a livello internazionale, nemmeno nazionale basta. E sul nucleare è giusto continuare a studiare, perché se si dovesse arrivare ad un nucleare sicuro, con la fusione, con l'eliminazione del problema delle scorie, certo sarebbe un passo avanti dal punto di vista della scienza, e a quel punto la politica può affrontare seriamente delle decisioni. Le decisioni non possono essere affrontate perché qualcuno si sveglia la mattina e dice perché no a Marghera. Cioè, è qualcosa di irrispettoso anche nei confronti dei cittadini di Venezia e degli abitanti a Marghera. Altro argomento che però sta facendo davvero discutere, ne abbiamo parlato ieri nel corso dei nostri telegiornali, il settore pesca davvero in ginocchio. Rimaniamo ovviamente a Venezia, domani ci sarà una manifestazione in barca e le associazioni di categoria e pescatori ci dicono siamo davvero sfiniti, situazione davvero difficile questa. Sì, soprattutto perché è un settore che non è in crisi perché viene meno la domanda, ma è un settore che si trova in difficoltà per tutto quello che è successo nel corso di questo periodo: la mucillagine, il granchio blu, il caldo, il cambiamento climatico, e quindi bisogna assolutamente aiutare il settore, sostenerlo, perché è molto importante per la nostra economia, nell'Adriatico e non solo, e nella nostra realtà. E quindi bisogna lavorare meglio di quanto abbia fatto il governo nazionale fino a qui per sostenere un settore, per dare dei ristori e per dare soprattutto una prospettiva anche per quanto riguarda il futuro. Se pensiamo al granchio blu che ha portato all'eliminazione, io sono stato personalmente a vedere della produzione di vongole, e il governo è intervenuto proponendo risorse limitate con un commissario che ancora non ha definito completamente l'ambito dei propri interventi e con un settore che si trova in ginocchio, che va invece assolutamente aiutato. Ecco, ci sarà questa manifestazione, loro dicono non abbiamo avuto nessun aiuto e ormai dice se va avanti in questa maniera noi rischiamo davvero di sparire. Noi nella legge di bilancio che è in discussione in questo periodo, proprio in questi giorni, alla Camera proporremo una serie di emendamenti che possano favorire e aiutare tutto il comparto della pesca e dell'acquacoltura, perché ci rendiamo conto che è un comparto fondamentale per la nostra economia e che in questo momento sta vivendo una situazione davvero difficile e va aiutato. Ci vorrebbe un po' di programmazione, ci vorrebbe una politica, e anche invece il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Agricoltura mi pare che proceda tra qualche battuta, qualche gaff, ma con pochi interventi reali. Senatore, io la ringrazio, grazie davvero. Sì. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo a parlare di sicurezza, perché parliamo di taser alla polizia locale. Siamo a Padova, ne discuterà il Consiglio Comunale e i consiglieri di maggioranza e minoranza si dividono. Aveva seminato il terrore per le strade di Vicenza, un rapinatore seriale di anziani che avrebbe messo a segno almeno 4 colpi, l'ultimo a fine settembre, lo scippo di una signora di 89 anni. Dopo aver individuato la sua vittima, le aveva strappato una collana d'oro che portava al collo mentre camminava in Contracanove Vecchie, a pochi metri di distanza dal centralissimo Corso Palladio. Lanciato l'allarme alla polizia, gli investigatori della squadra mobile di Vicenza si erano subito messi sulle sue tracce. Gli agenti lo avevano intercettato il 27 settembre in sella a una bicicletta. La sua descrizione corrispondeva esattamente al profilo del rapinatore che aveva strappato violentemente la collana all'anziana signora. Ma invece di intervenire subito, gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile lo avevano pedinato fino a un compraoro dove aveva tentato di vendere la collana. A quel punto la polizia era entrata in azione identificandolo e arrestandolo in flagranza di reato. Si tratta di un italiano di 29 anni con un lungo curriculum di pregiudicato. Portato nella casa circondariale di Vicenza, era stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo è partita una complessa e articolata indagine per accertare le sue responsabilità riguardo ad altri scippi ai danni di anziani. 4 le rapine improprie che gli sono state contestate, tutte compiute a settembre. Per questo oggi è stata data esecuzione proprio nella casa circondariale di Vicenza a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 29enne adesso dovrà rispondere dell'accusa di essere uno scippatore seriale di anziani. Ecco, quello che avete sentito ora è proprio l'arresto di un rapinatore seriale che appunto metteva a segno colpi ai danni degli anziani, questo a Vicenza, ma invece torniamo a Padova dove si parlava appunto dei taser alla polizia locale. La decisione sulla dotazione o meno di taser alla polizia locale spetterà al Consiglio Comunale. La competenza infatti è delle amministrazioni comunali e lo ha ribadito anche il prefetto Giuseppe Forlenza. La questione taser era stata sollevata proprio da una quarantina di agenti della polizia locale che tramite i rappresentanti sindacali avevano richiesto questa dotazione. L'assessore Diego Bonavina, sulla scia delle dichiarazioni del prefetto, ha detto che porterà la discussione in Consiglio Comunale. La maggioranza ha espresso più volte la sua contrarietà a questa dotazione. Allora, in Consiglio, Coalizione Civica per Padova, se si dovesse arrivare al voto, esprimerà la sua posizione, che è quella che abbiamo da sempre e quindi contraria. Intanto ci terrei a sgombrare il campo. La polizia locale non è una forza di polizia, nonostante il nome, non si occupa di ordine pubblico, ha altri importantissimi ruoli. Nel momento in cui ci sono delle situazioni di difficoltà interviene sempre con la Polizia di Stato o con altre forze di polizia e peraltro il taser, quando è stato dato in dotazione da organi come la Polizia di Stato per esempio, non è stato praticamente mai utilizzato e questi sono dati. Quindi, come dire, siamo nel campo delle battaglie ideologiche, delle strumentalizzazioni della destra. La minoranza, con Fratelli d'Italia in testa, da tempo chiede che la questione taser invece venga affrontata. Che noi sono 6 anni che cerchiamo di discuterne nell'organo deputato a decidere se vengano o meno adottati questi taser, che è il Consiglio Comunale. Sono 6 anni che ci viene negata la discussione. Oggi, per fortuna, anche altre istituzioni, penso al prefetto, hanno dichiarato chiaramente che la scelta spetta al Consiglio Comunale e rinnoviamo l'invito al sindaco e alla maggioranza di consentire una discussione seria e trasparente che poi indichi chi pensa che questa città necessiti di maggiore sicurezza e chi invece pensi, con il classico buonismo, che va tutto bene come nella pubblicità. Rimaniamo a Padova per parlare di una vicenda che ha davvero lasciato sotto shock l'intera comunità. Migliorano le condizioni di salute del neonato seviziato dal papà anche durante il ricovero in ospedale proprio a Padova.
Sta proseguendo il percorso di cura e migliorano le condizioni di salute del neonato di 5 mesi seviziato dal papà anche durante il suo ricovero in pediatria a Padova. Dall'altro ieri il bimbo respira da solo, senza più l'ausilio della maschera d'ossigeno che gli copriva il visino, ma gli ha permesso di superare la fase più critica. Il piccolo non è più in terapia intensiva e si iniziano a vedere i primi segnali di ripresa nel reparto di terapia semi-intensiva. Il percorso terapeutico sta proseguendo secondo quel programma che i clinici hanno impostato e che finalmente sta cominciando a dare dei buoni risultati. Stiamo sempre parlando di una situazione molto delicata, molto particolare, di cui stiamo notando un'evoluzione in senso positivo, ma piccoli passi ogni giorno. La speranza è che le ferite gravissime inflittegli dal padre, 22enne Sinti di Camisano Vicentino, non lasciino conseguenze permanenti nel bambino. Dopo la dimissione, il piccolo verrà trasferito nel centro per la diagnostica del bambino maltrattato. E continuiamo a parlare di questo bimbo seviziato dal papà. Il sindaco di Camisano Vicentino offre la disponibilità del comune dove risiede la famiglia ad aiutare la mamma. Il caso del bimbo di 5 mesi seviziato dal padre all'ospedale di Padova ha destato profonda indignazione e dolore per la scoperta di questa drammatica vicenda. L'uomo, colto in flagranza di reato grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato arrestato. Il movente più accreditato del gesto sarebbe quello economico. La famiglia residente a Camisano Vicentino non era però seguita dai servizi sociali. No, assolutamente no. Noi avevamo avuto un contatto attraverso i nostri uffici, soprattutto dall'anagrafe, che riguardava la residenza di questa residenza sia del bambino, della moglie e dell'altro ragazzo, perché le residenze non sono proprio puntuali tutte nel nostro territorio. Il sindaco ha assicurato fin da subito la disponibilità del comune a fare tutto quanto sia possibile per assistere il neonato e la sua famiglia. Certamente quando arrivano i segnali dalla tutela ai minori, qua si tratta di tutela ai minori, noi abbiamo un servizio di eccellenza, abbiamo 2 persone che si occupano proprio della tutela ai minori, per cui siamo sempre molto disponibili, soprattutto in questi casi qua, perché dobbiamo ricordare che i minori non sono tutelati da nessuno, se non in prima persona dalla famiglia, che sembra che la famiglia in questo momento qua sia in grossa difficoltà. Nel frattempo la procura ha sollecitato il GIP a disporre una perizia medico-legale, mentre il padre si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un gesto, il suo, reiterato da tempo, di cui la madre sarebbe stata all'oscuro. Una sua richiesta di aiuto formale sarebbe comunque indispensabile per essere assistita dal comune. Prima c'è un arrestato, poi la procura deve stabilire quali sono i possibili contatti con noi. Appena noi siamo in contatto con la tutela ai minori, in cui sta seguendo il caso, appena ci avvertono di qualcosa noi siamo pronti a intervenire. Importante, se la madre avesse mai bisogno di qualcosa deve comunque fare il primo passo e chiedere un aiuto dall'altra parte. Il comune in questo momento si rende disponibile ad aiutarlo. Lo confermiamo. Questo è scontato, siamo qua più che altro per stabilire questi tipi di sicurezza per il nostro territorio. Uno è dei nostri ruoli, è un nostro ruolo di essere amministratori locali. Cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'avvistamento, perché continua gli avvistamenti dei lupi nel Vicentino. L'ultima segnalazione arriva dalle colline di Marostica. Sul posto per noi Mirko Cavallin con Alessandro Costacurta. Buongiorno da Valle San Floriano, frazione di Marostica. Continuano anche ad autunno inoltrato gli avvistamenti dei lupi nelle ore notturne. Un paio di esemplari sono stati individuati dall'autista di una vettura mentre camminavano lungo la strada, poi si sono inoltrati in una zona di campagna. C'è un misto di preoccupazione e rassegnazione tra i cittadini che abbiamo interpellato. I lupi a Valle San Floriano non sono una novità. No, non sono una novità, perché è già un bel periodo che sono stati avvistati anche con fototrappole messe da cacciatori che vanno a cinghiali, per dire che mettono la fototrappola, e hanno visti passare nei percorsi dove loro cacciano i cinghiali. Ecco. Lei personalmente è preoccupato, ma indifferente? Cosa dice? Ma preoccupazione adesso per l'uomo finora no, però chi ha animali da cortile o quant'altro è già successo anche a San Michele, che mi sembra un asinello è stato sbranato e così, insomma, ecco.
Stamattina non ho sentito, ogni tanto sento che ce ne sono anche qua a Colline, ma non solo di stamattina proprio. È preoccupato? Non è che mi piace, anche perché una volta andavo in montagna, adesso ho quasi paura di andare nel bosco, perché se vai da solo sarei anche adulto, però i lupi sono lupi. Paura magari per gli animali domestici? Ma io non ne ho, a dire la verità, quindi non penso, non credo. Ha sentito di lupi in zona circolare? Sento che il signor là mi racconta che qua ogni tanto si vede, ecco, dopo non so di che altro. Lei è preoccupato personalmente? No. Mi sono anche a funghi, ma non ho mai avuto paura di lupi e anche di orso, perché contavo che sono stato su Emelete quando era il periodo di 3 anni fa, 4 anni fa, ma non ho mai avuto paura. Ho sentito parlare di lupi, signore, in questi giorni, settimane? Anche mio figlio ho visto chi camminava su per il monte, però giorni passai. Paura, timori? Mi sto stando a casa, perciò. Avete animali domestici? No, avevamo il cane morto. Prima di andare in pubblicità vorrei ricordare Sammy Basso. È passato un mese dalla sua morte, il giovane di Tezze sul Brenta si è spento la sera del 5 ottobre ad Asolo, l'attività però dell'associazione continua senza sosta, mentre i suoi amici runners continuano a correre per lui. Domenica hanno partecipato alla maratona di Istanbul. Lo sentiamo sempre presente con noi, ogni volta che corriamo, che facciamo qualcosa è sempre con noi. Ha lasciato un segno profondo nella comunità, è proprio uno di noi, sempre con noi. Sammy è sempre con noi, manca certo, ma lui c'è, lo sentiamo. Sono le parole degli amici del giovane di Tezze sul Brenta affetto da progeria che si è spento la sera del 5 ottobre durante una festa. Non riusciamo ad interagire con lui direttamente, ma chi l'ha conosciuto o chi l'ha vissuto riesce ad interagire con lui in un modo diverso. Un mese senza Sammy, 30 giorni senza il biologo amico di tutti che tanto ha fatto per far conoscere la malattia che provoca l'invecchiamento precoce. Ha girato il mondo, gli Stati Uniti, ma anche la Cina con l'associazione italiana Progeria Sammy Basso, coinvolgendo le istituzioni, il mondo dello spettacolo, quello accademico e della scuola, uomini di cultura e di sport. Il grande sogno di Sammy era di trovare una cura e sconfiggere la progeria, un sogno che oggi continua a correre anche grazie ai Sammy Runners. Domenica con queste magliette hanno partecipato alla maratona di Istanbul. Prima lo portavamo a spasso con la Jolette e adesso, una cosa aperta un po' a tutti, lo portiamo nel cuore. Io almeno lo porto nel cuore. Ho fatto il mio miglior tempo da sempre, anche per merito di Eyob Faniel, che è il ragazzo di Bassano, che è una potenza, una forza della natura anche lui, e amico anche lui di Sammy. Quindi tutta questa cosa che si è messa assieme ci ha portato a fare un bel tempo, ma la prima maratona senza di lui non vorrei dirlo perché c'era più delle altre volte. Cosa vi direbbe Sammy in questo momento? Abbracciatevi e vogliatevi bene, te voglio bene. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, vi presento subito gli ospiti che sono venuti qua in studio da noi. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. E il vice sindaco di Vittorio Veneto, Marco Dus, che dovremmo aver collegato, eccolo qui, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, noi abbiamo aperto questa prima edizione con davvero una serie lunghissima di furti, l'abbiamo visto partendo da Treviso per poi continuare un po' in tutte le province, perché è un fenomeno ovviamente che tocca tutti e tocca tutti i comuni e tutte le province, e per poi parlare di questa recrudescenza di un fenomeno che sta preoccupando i cittadini, che cosa si può, che cosa non si può fare. Abbiamo visto a Pieve di Soligo che addirittura
alcuni residenti hanno tentato di inseguire un ladro, dei ladri, che però poi insomma si sono rivoltati contro con delle mazze. Insomma, la situazione che è difficile, che sta arrivando al limite, perché la gente è esasperata. L'abbiamo sentito anche dalle parole proprio dei cittadini che dicono insomma non è possibile non essere più sicuri da nessuna parte, men che meno a questo punto a casa nostra. Sindaco, ne avevamo parlato proprio anche poco tempo fa, una situazione che davvero rischia di essere esplosiva. Ma io credo che sia già detonata da un po' la situazione, perché poi se si vedono inseguimenti di ladri e guerriglie urbane, credo che insomma, il limite si sia già raggiunto e anche superato. Io ho già detto la mia a riguardo. È chiaro che non si può approvare una giustizia fai da sé, è chiaro anche che però quando si è esasperati e non ci vengono date altre soluzioni, la gente quando si vede toccata nel proprio reagisce. Quindi è necessario che ci sia una revisione di quella che è la normativa, specie per quanto riguarda i reati predatori, e io sarò anche impopolare rispetto al sentire buonista di rispetto e anche soprattutto la struttura garantista del nostro codice, e non solo, anche della Costituzione, però voglio dire, signori, quando adesso poi con la Cartabia non è che le cose siano migliorate, però secondo me adesso bisogna prenderli per forza in flagranza di reato per poter denunciare e per far sì che si possa andare avanti con la persecuzione del reato. Capite che diventa difficile. Io dico che però abbiamo un territorio videosorvegliato ormai in ogni centimetro quadrato. Nel momento in cui vedi uno vicino a una macchina e dopo 2 secondi vedi la macchina forzata, non è che ci voglia tanto a capire che è stato questo. Per cui ecco, ci vorrebbe io l'ho detto, colpirne uno per educarne 100, magari è forte come affermazione, però sai, oggi come oggi vige un'impunità alla base di tutti i reati che, non so, sembra quasi un lascia passare per chi vuole delinquere. Marco Dus ha sentito le parole del sindaco di Spresiano, insomma una situazione che è davvero complicata, si parla di giustizia fai da te, colpirne uno per educarne 100, dice il sindaco. Sì, che il fenomeno sia in aumento e che sia anche in aumento la violenza di questi fenomeni, appunto lo dicono le cronache quotidiane e locali, sempre maggiore presenti. Appunto, il tema è un tema molto sentito dai cittadini che continuano a chiedere un intervento deciso, un intervento che non può essere solamente però lasciato agli enti locali, ma che invece deve essere supportato anche dagli enti nazionali. Su questo sì, credo sia necessario anche fare un accorato appello affinché ci siano più uomini e più mezzi a disposizione, perché è vero che c'è il tema di quando vengono presi in flagranza di reato e poi magari rilasciati subito, però a monte c'è anche il tema che prima bisogna prenderli. E in questo momento mi pare che sia un tema assolutamente sentito, nel senso che per la maggior parte delle volte non si riesce a catturare i responsabili di questi reati. Io francamente non sono molto affezionato al fai da te in queste situazioni qui, perché magari possono creare dei danni peggiori di quelli che già ci sarebbero. Per cui mi piace affidarmi ancora, se possibile, quantomeno a chi ha una professionalità in questo. Ecco, fra l'altro lo stesso procuratore aveva detto proprio ieri non abbiamo tante risorse per poter da mettere in campo per riuscire insomma
ad individuare, a catturare questi ladri, perché fra l'altro poi ci sono raffiche di furti non alla stessa via, bande diverse che arrivano però dice c'è stato un inasprimento di pena in realtà per quanto riguarda i furti, e anche se sindaco non sembra. No, per fortuna allora. Allora torniamo come eravamo prima, se deve essere così, se questa è la reazione a un inasprimento di pena, torniamo come era prima. No, il punto è che effettivamente oggi come oggi addirittura non c'è più il travisamento del volto nemmeno, perché tanto si sa come va a finire. Ma guardate, io non lo sto dicendo per fare demagogia o per fare i soliti discorsi, no? Lo dico con cognizione di causa, perché è capitato non più tardi di qualche mese fa a Lovadina, c'è stato un inseguimento una domenica sera con un ragazzo che correva in mezzo ai campi, tra l'altro anche armato di un coltello da cucina, insomma è stato preso e fortunatamente per lui non è stato lasciato in pasto ai cittadini, ma sono arrivate le forze dell'ordine, è stato portato in caserma, è stato identificato e fatalità non era autoctono, ma non voglio dire che sia solamente la parte straniera che fa reati, assolutamente no. Però apro una parentesi, se già quella straniera magari irregolarmente stabilitasi nei nostri paesi fosse rispedita a casa, no, dopo magari il terzo, quarto, quinto foglio di via che è stato fatto, sarebbe una bella cosa. Richiudo la parentesi e dico, è stato portato in caserma, fatto il riconoscimento, tutto quanto, siccome non è stato colto in flagranza di reato, ma presumibilmente lo aveva fatto reato, il giorno dopo era ancora che girava per il paese, quindi potete immaginare la cittadinanza come possa percepire una cosa del genere, o meglio come possa viverla, perché non è una percezione, è vita reale. Vice Sindaco, c'è una sorta di impunità, in senso che di sensazione di impunità da parte proprio di questi malviventi, che poi fra l'altro insomma noi parliamo di ladri, però poi si entrano nelle case con i cittadini dentro e si rischia di passare presto dal furto alla rapina. Sì, c'è un tema di impunità che è sicuramente sentito. Torno a dire che io credo che a monte c'è un problema principale, che è quello che devono essere presi, cosa che, ripeto, in questo momento non mi pare avvenga così facilmente, e quindi c'è un problema di avere delle strutture di uomini e mezzi sul territorio che possano fare da presidio del territorio, perché i comuni mettono magari i soldi a bilancio per la videosorveglianza, come stiamo facendo noi, si creano una sorveglianza di quartiere, eccetera. Però poi se le persone segnalate o non vengono catturate, sì, possiamo mettere tutte le leggi punitive che vogliamo, ma se non li prendiamo poco ce ne facciamo di questo inasprimento delle pene. Quando noi parliamo con i presidi di polizia, di carabinieri, ci dicono non abbiamo gli uomini, non abbiamo i mezzi, cioè, questo è il messaggio che ci viene dato. Dopodiché, non so se in altri territori è diverso, qui da noi quantomeno è questo uno dei problemi, ecco. Anche se però il sindaco poneva anche un altro punto, sottolineava un altro punto, quello del fatto che a volte vengono presi e poi, cosa che ci stavano dicendo anche alcuni cittadini, il giorno dopo vengono insomma rivisti in giro per il paese, e questa è un'altra problematica, perché se poi ci sono le risorse, vengono presi però poi vengono rilasciati, è un po' un cane che si morde la coda, diciamo. Sì, è una frustrazione sociale incredibile, perché, ripeto, lo sforzo che viene fatto è pazzesco, sia in termini di mezzi che di risorse. E se poi questo sforzo viene vanificato perché non c'è a monte una legislazione più che inasprisca queste pene, è chiaro che, ripeto, c'è una sensazione di frustrazione che in primis noi come cittadini abbiamo. Quindi io purtroppo penso alle cose che posso fare io. Allora io come amministratore locale dove posso intervenire?
oltre naturalmente a spingere diciamo dal punto di vista politico alcune posizioni, cercando di mettere in campo quelle che sono delle azioni appunto a livello locale che possano andare a mitigare quantomeno questi atti criminali, quindi appunto azioni di videosorveglianza piuttosto che il controllo di quartiere. Però sono veramente rappresentano l'1% rispetto al problema, ecco. Sindaco, cosa si può fare di più a questo punto? Perché insomma in campo sono state messe un po' tutte le iniziative, l'abbiamo sentito anche dal vice sindaco, la videosorveglianza c'è, le case insomma per la maggior parte adesso hanno degli allarmi, però diciamo che i ladri però riescono ad entrare comunque lo stesso l'appello è un po' al governo, cioè servono risorse maggiori comunque per le forze dell'ordine. Ma secondo me, allora, sicuramente è un problema di risorse e quindi più risorse ci sono, ma penso ovunque, il problema ce l'abbiamo anche noi con i dipendenti dei comuni, voglio dire, se avessimo più risorse staremmo molto meglio e le cose verrebbero fatte prima e anche meglio sicuramente, però vedete non è esclusivamente un problema di risorse che c'è, attenzione, non sto dicendo che non ci sia, ha ragione Marco quando dice che quando sentiamo le nostre forze dell'ordine ci dicono sempre se fossimo un po' di più, ma sai, proprio per un discorso pratico, se sei in 4 non riesci a fare più di 2 pattuglie al giorno, se sei in 6 ne fai 3, cioè insomma sono proprio numeri. Il discorso è che comunque hanno le braccia legate, le mani legate, scusatemi. Cioè se sei anche in 100 ma comunque non puoi agire come potresti, io spesso parlo con degli amici carabinieri piuttosto che poliziotti e sono altro che senso di frustrazione, sono disperati perché dicono sì magari rischiano la vita, non è che prendano 80.000 euro al mese, no? Magari fanno pedinamenti perché c'è anche chi fa un tipo di attività volta e poi dopo li prendono, dopo 2 giorni sono fuori, guardate che è più frustrante per loro che per il cittadino da un certo punto di vista. Quindi bisognerebbe davvero che a monte vi fosse un cambio radicale. Io non posso dire che il governo non stia facendo niente, è vero anche che sono anni che si sarebbe dovuto mettere mano e non sto dando la colpa a nessuno, attenzione. Oggi la situazione è grave, oggi c'è un'esasperazione di fondo, vuoi anche perché effettivamente rispetto magari a 10-20 anni fa, che c'erano lo stesso i furti, non è che non ci fossero 10 o 20 anni fa, ma magari c'era, non lo so, una violenza meno... Il ladro gentiluomo. No, non gentiluomo, però comunque non lo so. E sicuramente la gente stava meglio anche economicamente, cioè è brutto da dire, però oggi tantissime famiglie sono in difficoltà, tantissime famiglie che magari 10 anni fa non lo erano, per cui bisogna assolutamente metter mano al tutto e non dico, ripeto, che si debba arrivare alla giustizia fai da sé e alla legittima difesa a ogni costo e ad armarsi, però qualcosa che insomma funga quantomeno da deterrente a chi ha intenzione di delinquere. Sì, tipo cosa, Sindaco? Mi scusi. No, ma guardate, allora io vi dico, lo dico perché è giusto dire anche questa cosa qua alla cittadinanza, cioè le videocamere di sorveglianza sì possono essere utili, ma non è che se uno vede qualcuno fare qualcosa dalla telecamera allora automaticamente quella persona viene arrestata, ancorché non sia travisato il volto e quindi non si possa vedere. Guardate, questa ve la dico a titolo esemplificativo, noi abbiamo un T-Red su un semaforo a Visnadello, lo conoscono tutti, se tu vai via dritto col semaforo rosso vieni sanzionato. Se tu paradossalmente fai un altro tipo di infrazione e la telecamera, parlo a livello di codice della strada, e la telecamera ti riprende mentre tu la stai facendo, tu non puoi sanzionare per quell'altra infrazione. Quindi anche le telecamere di videosorveglianza, i carabinieri magari le utilizzano più per vedere, non so, se un'auto è stata rubata, se ci sono stati reati di un altro tipo, ma per il furto in abitazione, sì, puoi vedere dei movimenti, puoi vedere, ma in realtà non puoi dire sì, sono stati loro. Certo, sono presi in flagrante. Vice Sindaco, però il procuratore diceva le pene sono state inasprite.
in realtà dal 2019, ci ha anche detto. Eppure effettivamente il problema allora qual è? Perché se le pene sono state inasprite, sicuramente ci vogliono più risorse per riuscire a trovare, a beccare, identificare i ladri, però poi c'è qualcosa che a questo punto c'è un intermezzo che non si capisce. Sì. È così, aggiungo anche un altro elemento che su cui insomma, stiamo confrontando, nel senso che a causa proprio di questo molti cittadini in questo momento stanno cercando delle soluzioni fai da te di mettersi in sicurezza nelle proprie abitazioni. Mi spiego, stanno realizzando proprio chi ha la possibilità naturalmente, delle stanze di sicurezza interna, in modo che se dovessero arrivare dei ladri e sentire dei rumori si chiudono dentro e la stanza si può aprire solo dall'interno e non dall'esterno. È un tema che adesso stiamo affrontando, perché dal punto di vista molto banalmente edilizio non è di facile normativa, perché in questo momento non c'è una stanza di sicurezza. Come viene normata una stanza di sicurezza in un'abitazione privata? Ecco. E se questo era un caso isolato che succedeva magari una volta ogni 1000 richieste edilizie, adesso è un fenomeno che sta aumentando e che dà anche proprio un chiaro segnale di quanto i cittadini si sentano non più al sicuro all'interno della propria abitazione. Naturalmente questo ha dei costi importanti che appunto in questo momento si stanno sostenendo solo chi se lo può permettere. Però, ripeto, è un ulteriore campanello d'allarme che va tenuto in attenzione e su cui le normative sono in estremo ritardo, perché anche per una cosa così banale noi magari ci vediamo costretti a negare un permesso o un'autorizzazione perché non ci sono degli strumenti a monte per poterlo fare. Però come dire, è un tema nuovo e che sta venendo avanti soprattutto nella nostra zona, insomma. Sindaco, questo è davvero un fenomeno nuovo che però preoccupa, cioè che una persona, una famiglia debba farsi, se ne ha la possibilità, realizzare una camera di sicurezza all'interno della propria casa, diventa preoccupante. No, è proprio assurdo. Non è preoccupante. Eppure effettivamente succede. Sì, succede perché uno, piuttosto che rischiare magari cose peggiori, no, che subire un furto, dice almeno mi chiudo dentro. Comunque inasprimento o non inasprimento, il furto, no? Articolo 624 del Codice Penale prevede da 6 mesi a 3 anni di reclusione. È aumentato da 4 anni a 7, mi pare, nel 2019, Sindaco. Non sono mica sicuro. E da 150 euro a 500 euro più o meno di sanzione. Voi capite che intanto bisogna beccarli, devono essere, poi bisogna querelarli, no? Bisogna denunciarli. Certo. A meno che non vi siano delle cause particolari. Cioè dovrebbero mettere 25 anni e 100.000 euro. Capisci cosa voglio dire? Perché sennò così cosa vuoi? Noi siamo garantisti e per l'amor di Dio ci sta, perché quanti innocenti finiscono in galera, ma quando si va oltre ogni ragionevole dubbio, viva Dio, c'è poco da... Se io vengo a casa tua e trovo delle refurtive, insomma, o vicino, insomma, dai, fiai. Sindaco, però il fatto che, mi scusi, vorrei però rimanere anche su questo, il fatto che i cittadini siano talmente esasperati ormai che cercano delle soluzioni alternative. Ma cercano delle soluzioni perché sennò si mettono ad ammazzare la gente loro. E siccome invece chi non è delinquente cerca di percorrere la strada, anche di proteggere la propria famiglia, una strada legittima, sì, però voglio dire, c'è chi la pensa in questa maniera qua e chi invece è completamente esasperato. Io l'altro giorno, allora, avevo detto che capisco ma non condivido chiaramente la giustizia fai da te, però la mattina dopo in piazza ho trovato un ragazzo e ho detto guarda che se io me li trovo a casa i copo, ma non te lo dicono come modo di dire una volta magari era così, no? Vedi che lo dicono con certezza, con convinzione, per cui
chi cerca altre strade lo fa perché non vuole arrivare a tanto, anche perché dopo sa benissimo che ci rimetterebbe lui. Quindi difendere le proprie cose da chi se ne vuole impossessare, quando trascendi quella difesa che, permettetemi, è comunque minima, vai tu in mezzo alle rogne. Certo. Vice Sindaco, cosa si può fare di più a questo punto? Perché fra l'altro, come diceva lei, chi se lo può permettere fa una camera di sicurezza all'interno della propria abitazione proprio per salvaguardare la famiglia. Cosa si può fare di più? Cosa si può fare? Si può sicuramente intervenire, ripeto, in ambito locale per quanto riguarda quelle iniziative che vanno nell'ordine appunto della videosorveglianza piuttosto che dell'illuminazione, che è un altro tema locale. Il presidio del territorio certo non lo possiamo fare con la polizia locale, che ha già altre milioni di incombenze, anche se anche con quello viene attualmente fatto e svolto. Io ribadisco insomma la necessità di sollecitare l'impegno di più risorse in termini di uomini. E dopodiché, come diceva il Sindaco, naturalmente c'è anche un tema dell'inasprimento delle pene, insomma. È sicuramente un tema trasversale che non ha alcun colore politico questo, ma anzi è un problema che riguarda tutti noi, tutti i cittadini, e su cui ci deve essere un massimo impegno, insomma, ecco. Sindaco, siamo quasi in chiusura. Dicevo che ho controllato, perché poi dopo io controllo quello che dici. Effettivamente c'è il 624 bis che parla di 4-7 anni, e sempre però in flagranza. Assolutamente sì. Quindi comunque io chiedo ai cittadini di respirare, anche se capisco benissimo cosa significhi essere depredati e vivere nel terrore, insomma. Io mi auguro che venga fatto qualcosa dall'alto. Ringrazio davvero Marco Dusse, vice sindaco di Vittorio Veneto, grazie davvero per essere stato con noi, e ringrazio il sindaco. Ciao Marco. Ringrazio il sindaco Ciao. Marco Della Pietra. Purtroppo torneremo a parlare di questo fenomeno nel corso dei nostri telegiornali, perché abbiamo avuto nuove e altre segnalazioni. Quindi questa sera 19:30 nel telegiornale di Treviso. Ringrazio Antonio Esposito, ringrazio Francesca Pezzo, i nostri registi che ci hanno seguito fin qua. A me non rimane che darvi appuntamento a domani. Grazie, arrivederci.